Con l'avvio del mese di ottobre per San Donà arriva il momento di festa più atteso dell'anno. Da sabato 1 ottobre ritornano infatti le fiere del Rosario. Tanti gli appuntamenti, a partire dalle giostre per i più piccoli, passando per le centinaia di bancarelle ospitate per le vie del centro. Altro momento importante e ormai tradizione immancabile, quello della campionaria d'autunno, che vede coinvolti Camere di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confindustria e Coldiretti. Una grande sinergia per usufruire dell'enorme vetrina che le fiere hanno da offrire. Location per l'edizione di quest'anno saranno gli ex Capannoni Teso, sull'altro lato della strada di Via Pralongo rispetto agli anni precedenti. Un evento fortemente voluto nonostante la pandemia, nonostante il periodo bellico che stiamo vivendo, fortemente voluto su cui stiamo lavorando da mesi in concerto con le associazioni di categoria ma anche con quelle culturali. Quindi siccome è pericoloso interrompere troppo a lungo quelle che sono delle tradizioni come la campionaria e come la Fiera del Fumetto, quest'anno abbiamo detto sì, la facciamo. E quindi siamo pronti ad accogliere gli espositori, siamo pronti ad accogliere tutti i visitatori sperando che i contatti poi si traducano in contratti. La fiera ritorna e non poteva mancare perché San Donà e la cittadinanza ha bisogno di questa fiera e diciamo che nella regione Veneto questa è una delle fiere più importanti, quindi ne sentivamo la mancanza. 21, 22 e 23 ottobre arriva a San Donà anche la Fiera Europea del Commercio Ambulante. Un appuntamento, anche questo, è la prima a San Donà. Potrebbe diventare un nuovo appuntamento fisso delle fiere per allungare ancora di più le fiere del Rosario. L'obiettivo nostro è questo e ci contiamo e lavoreremo per questo, anche perché porta gente, porterà curiosità. E io, come dico sempre, quando c'è gente ce n'è per tutti, quindi ben vengano iniziative di questo spessore. Essere in fiera è un modo di far capire alla gente che gli artigiani ci sono, anche in questo momento di difficoltà economica. Ci stiamo preparando non solo in questa collocazione temporanea per la fiera campionaria del fumetto, in attesa poi di arrivare a quella definitiva per cui abbiamo intercettato 5 milioni del PNRR e che tra un paio di anni riuscirà a darci appunto una sede degna della fiera di San Donà. Il weekend successivo, gli stessi spazi della campionaria ospiteranno invece il secondo attesissimo appuntamento fieristico, quello con San Donà Fumetto, arrivato all'11ª edizione con l'organizzazione dell'Associazione Tanagura. Tornano come sempre la gara cosplay domenica, in più quest'anno abbiamo anche la gara di ballo K-pop il sabato pomeriggio, e torna il Games con tutti i vari tornei e ovviamente gli ospiti, i disegnatori, illustratori, i doppiatori, il concorso di illustrazione che torna quest'anno intitolato a Giovanni Tuzzato con la premiazione domenica e la selezione dei migliori partecipanti che saranno ospiti in fiera. Stesso fine settimana ma location diversa, ovvero Piazza Indipendenza, ospiterà invece la 27ª edizione della Festa de Apoenta Bianca che vedrà spettacoli e degustazioni a cura della Proloco e delle frazioni cittadine. Un mix di storia, tradizione culinaria, aria di festa e amicizia che incuriosisce e attira persone anche oltre il confine sandonatese, dove la regina indiscussa è la polenta bianca, da abbinare con pietanze tipiche del territorio, dalle masanette al mousse, dalle seppie alle schie, passando per il baccalà.